il buongiorno a Manuela Lanzarin, assessora alla sanità e alle politiche sociali della Regione Veneto. Buongiorno, grazie per l'invito. 6 mesi, mi verrebbe da dire, demenziali, sempre in prima linea, una situazione che ci vuole anche una forza fisica, credo, per affrontare quello che è successo. Ma 6 mesi difficili, 6 mesi in trincea, 6 mesi consecutivi che mi hanno sicuramente lasciato insomma, i segni sia fisici ma anche da un punto di vista personale, umano, insomma, perché poi sono quelle cose che ti segnano, ti insegnano, ma ti segnano anche dentro e fuori, no? E quindi sono stati una bella palestra di vita, no? Quindi una bella prova. L'insegnamento che ha ricavato da questa esperienza, che tra l'altro non è ancora finita, visto che lei diceva ti segnano però ti insegnano, che cos'è che la riflessione che è emersa in lei maggiormente durante questa esperienza? Ma sicuramente è la riflessione che più mi rimarrà, anche perché non siamo fuori, lo sappiamo, insomma i dati poi di questi giorni insomma, sono dati che anche se abbiamo un panorama completamente diverso, poi ne parleremo forse un po', insomma, quindi però ci fanno capire che non dobbiamo abbassare la guardia, che dobbiamo continuare ad essere molto attenti, molto vigili, molto responsabili un po' su tutte quelle che sono le nostre azioni. No, quello che diciamo così, ti lascia è che probabilmente l'incertezza, no? L'averci colti completamente, forse un po' di sorpresa, insomma pensavamo che la Cina, che quello che stava succedendo in Cina fosse tanto lontano da noi, che non potesse accadere qui da noi, e invece insomma quel pomeriggio del 21 di febbraio, quando sono stata avvisata appunto del primo caso, il caso del signor Trevisan Avon, ha cambiato tutto e soprattutto insomma, è iniziato poi un percorso importante che però insomma, abbiamo gestito, abbiamo affrontato bene tutti, quindi io parlo al plurale, insomma tutto il mondo sanitario, non solo interno, esterno, quindi tante voci, tanti volti, tante componenti, e che sicuramente insomma, ci fa affrontare adesso l'autunno in maniera diversa, più preparata, più consapevoli. Lei parla di sorpresa, una sorpresa che non è una sorpresa della Regione Veneto, è stato un po' tutto il paese colto di sorpresa, probabilmente è stata colta di sorpresa anche l'Europa. Noi sappiamo insomma, che tutte le realtà sanitarie mondiali, esiste l'OMS, dovrebbero essere informate e quindi c'è stato all'origine un problema di sottovalutazione, cioè qual è stato quel quid che ha fatto a tutti un po' perdere di vista che poteva, perché insomma le pandemie sono sempre esistite, no? L'ultima che ha coinvolto anche il nostro paese è stata la spagnola, per carità, probabilmente anche quello che si sono chiesti i cittadini, magari si pensava che nel terzo millennio ci fossero gli strumenti per evitare, no, che si sviluppasse una pandemia. Cioè, quali sono stati gli elementi del mondo che uno non aveva preso in considerazione, che il mondo non aveva preso in considerazione? Ma io credo che c'è stata una sottovalutazione complessiva, perché se ci ricordiamo c'è stato lo stato di crisi, di emergenza anche a livello appunto di Paese Italia il 31 di gennaio, noi avevamo già pronti i protocolli, avevamo già attivato le task force regionali, quelle locali, quelle su base su ogni azienda sanitaria, quindi provinciali, però se ricordiamo bene poi è un po' iniziato tutto, l'OMS l'ha definita pandemia molto successivamente, quindi c'è stata sicuramente una sottovalutazione o forse anche il pensiero che c'era state veramente altri casi di epidemie di questo tipo, ma forse non si pensava che ci potesse essere qualcosa di così forte, ma così anche diffuso, ed è quello che stiamo vivendo in questi giorni, insomma, in cui vediamo Europa, gli altri stati, insomma, in cui effettivamente nessuno è rimasto illeso. Noi in Italia probabilmente insomma, siamo stati uno dei primi dopo la Cina e quindi siamo stati colti forse più prima e più impreparati, se possiamo usare questo termine che non è corretto, perché poi alla fine insomma, io credo che abbiamo gestito il Veneto in primis, ma in generale insomma, molto bene le fasi più dure, le fasi più di emergenza, però poi abbiamo visto insomma, che a cascata Europa, paesi europei, poi America, Oriente, insomma un po' dappertutto insomma. Parlando di Veneto, indubbiamente c'è stata una gestione
che è stata migliore rispetto a una gestione, non parlo di gestione, probabilmente risultati, no, nell'affrontare questa epidemia rispetto alla Lombardia. Indubbiamente da parte vostra, questo bisogna riconoscerlo, a netto poi delle polemiche di primogenitura che sono emerse, c'è stato un atteggiamento di cautela in tempi non sospetti da parte della Regione Veneto. Quanto questo è stato determinante nell'affrontare quello che poi è emerso? Cioè, qual è stato l'elemento che in qualche modo ha permesso di fronte a un'ondata così violenta di tenere botta? Parlo di sistema sanitario ma anche poi di cura dei pazienti. Ma io credo che noi comunque siamo partiti prima, siamo partiti con i piani appunto legati allo stato d'emergenza, con le task force regionali, le task force provinciali, aziendali, insomma all'interno di ogni singola azienda sanitaria. Fin da subito, poi quando c'è stato il primo caso abbiamo fatto, insomma, c'è stata la decisione di fare 3 azioni determinanti che sono state quelle che un po' hanno segnato il passo, e quelle quindi di già prevedere i percorsi separati all'interno degli ospedali, dei pronto soccorsi, triage separati con le tende appunto della protezione civile, il fatto di fare tutti i tamponi a vo' e quindi già di avere quel sistema, o se vogliamo quella mentalità di contact tracing, di sistema di biosorveglianza, geolocalizzazione, quindi poi chiusura dei focolai e quindi contenimento, se vogliamo, anche dell'espansione del virus, e poi quello di avere già una dotazione di posti letto importante, perché questo va detto, cioè noi avevamo già 450 terapie intensive, più le 50 circa che erano all'interno delle strutture private, quindi arrivavamo quasi a 500 terapie intensive, e in poco tempo insomma siamo riusciti poi a allestirle, arrivare alle 820 terapie intensive, le semi-intensive, l'intercapedine tra malattie infettive e terapie intensive, che abbiamo visto, e questo ci sarà molto di lezione anche per il futuro, se dovesse riaccadere, ci auguriamo di no, non sono i dati che abbiamo oggi, quindi oggi non c'è l'occupazione ospedaliera che c'era a febbraio, marzo e aprile, però abbiamo visto che sono molto importanti perché permettono al paziente di avere un decorso diverso. Insomma, queste io credo che siano state le azioni che hanno fatto la differenza, l'aver subito capito l'importanza appunto di fare tamponi, di fare il contact tracing, di individuare anche gli asintomatici, di isolarli e quindi di far sì insomma che non ci sia una propagazione del virus così importanti, il potenziamento delle microbiologie, le attrezzature, insomma sono stati tanti fattori che hanno comunque alla fine aiutato e contribuito a quello che è il modello Veneto, il risultato insomma che il Veneto come regione ha potuto avere. C'è un incremento indubbio dei contagi che si sta registrando, no, in questi giorni, anche se non è, se non sbaglio, un incremento progressivo, c'è un atteggiamento, no, ondivago, però indubbiamente i contagi stanno crescendo. Lei ha ripetuto che non siamo di fronte ad una situazione che desta preoccupazione, perché ad incremento delle persone risultate positive non c'è un incremento dell'occupazione sanitaria, quasi come se il virus che viene scoperto nei soggetti in questo momento sia meno aggressivo, insomma non ammali, non so se si possa dire questa cosa. Allora, io non sono un tecnico e non mi permetto di dare definizioni o dare opinioni rispetto al virus, al cambiamento, alle mutazioni. Questi sono gli esperti, chi lo sta studiando insomma in prima persona. Però è chiaro che noi quello che vediamo oggi, che è vero, ci sono dei casi, noi le ultime 2 settimane non pensavamo, bisogna essere onesti e sinceri, insomma, che ci fossero questi numeri importanti, 120, 110, 100 casi al giorno di positivi, era molto tempo che non li avevamo, però bisogna anche dire che sono per la maggior parte di importazione, cioè non sono focolai interni al Veneto, ma oggi abbiamo i casi dei turisti che sono rientrati dalla Spagna, dalla Grecia, moltissimi dalla Croazia, quindi la Croazia sicuramente con un numero più importante, dalla Sardegna, proprio in questi giorni, insomma vediamo che stanno aumentando, infatti anche l'ultima ordinanza che ha previsto il tampone facoltativo, perché non potevamo fare altrimenti, a tutti coloro che sono stati negli ultimi 14 giorni dalla Sardegna. Abbiamo avuto i cluster importanti dei migranti all'interno dei 2 centri, quindi la Caserma Serena a Treviso e quelli della Croce Rossa a Jesolo, quindi diciamo anche con delle individuazioni ben definite e molto diverse da quelle che invece avevamo
diciamo a marzo e aprile. E poi bisogna dire che comunque si è abbassata l'età delle persone, questo vuol dire che è dettato anche al fatto che con le riaperture i giovani hanno iniziato a muoversi, ma questo non vuole andare nella direzione di diciamo così, insomma, mettere i giovani nella posizione di comportamenti non corretti oppure colpevolizzarli, però insomma era normale che poteva succedere questo. Però abbiamo anche visto insomma, che quindi abbassamento dell'età per la maggior parte di queste persone che oggi ci sono positive sono asintomatiche oppure paucisintomatici con sintomi molto molto lievi, sono a casa al proprio domicilio, quindi fanno la quarantena a casa, vengono seguiti se c'è il bisogno di essere seguiti, ma la maggior parte proprio non ha sintomi, e l'occupazione insomma per quanto riguarda ospedaliera, che è quella che bisogna monitorare per capire l'evoluzione, anche l'andamento e la curva, insomma è minima, 130 sono quelli appunto che oggi ci sono ricoverati in aree non critiche, molti sono anche già negativi ma rimangono appunto all'interno degli ospedali, e 9 sono le occupazioni in terapia intensiva, ma anche in questo caso insomma di effettivamente coronavirus vero sono un paio, insomma non di più, e questo insomma è quello che ci fa insomma ben sperare, ma soprattutto ci fa dire insomma che la situazione è completamente sotto controllo. Però ci sono ancora persone che perdono la vita nella classificazione dei dati quotidiani come vittime di Covid-19, e questo indubbiamente può spaventare. Di chi si tratta? No, ci sono ancora dei decessi, molto minimi, insomma qualche paio di unità al giorno e non tutti i giorni. Qui c'è anche un discorso da fare, perché noi abbiamo visto che in base all'Istituto Superiore di Sanità noi stiamo ancora conteggiando le persone che muoiono anche se hanno già avuto la malattia, hanno già passato il coronavirus, quindi sono stati dei soggetti positivi, si sono negativizzati e poi nel corso, non so, di questi mesi per altre patologie muoiono, vengono classificati, non so, pensiamo all'anziano dentro la casa di riposo che era positivo, è diventato negativo, ha continuato, però poi insomma, ha avuto delle complicazioni rispetto non so, a quella che poteva essere il suo decorso, in questo caso viene classificato come appunto... Ma questo perché si pensa che le complicazioni magari delle sue patologie siano un reliquato del Covid? Perché oggi l'Istituto Superiore di Sanità insomma, dà questa classificazione, noi ci atteniamo chiaramente a quelli che sono i dettami dell'Istituto Superiore di Sanità. Su questo c'è un confronto però a livello nazionale, perché non riteniamo che sia corretto questa classificazione, e quindi questo vuol dire che sono delle persone che comunque hanno sempre dei quadri clinici molto complicati. La questione delle persone fragili, che poi sono quelle che indubbiamente, anche se ci sono stati casi di persone senza nessuna patologia, anche relativamente giovani, colpiti e finiti in terapia intensiva, ma la questione poi è legata alla contagiosità, no, di questo virus e anche alla capacità di contagiare degli asintomatici. Un tema, lei giustamente prima diceva non sono uno scienziato, non sono uno studioso, quindi anche su questo punto, se non sbaglio, non è ancora del tutto chiaro. Sì, è vero, gli asintomatici possono essere contagiosi, ma in che misura lo siano, se non sbaglio, non mi pare che la comunità scientifica si sia espressa in maniera univoca. No, non c'è certezza. Io credo che forse ecco, quello che un po' non ha giovato è proprio le opinioni scordanti che dal mondo scientifico noi abbiamo avuto, no? Ma nel pieno dell'emergenza e anche oggi rispetto appunto a che tipo di virus, rispetto alla tracciabilità del virus, rispetto alla contagiosità di questo virus, perché è vero, abbiamo visto insomma, che anche le persone asintomatiche possono contagiare, ma sicuramente, almeno questo dicono gli esperti, gli scienziati, con una carica virale molto molto inferiore. Quindi da qui probabilmente il essere molto attenti, essere molto vigili e ripetere, noi lo facciamo molto spesso, insomma le 3 misure che effettivamente possono fare la differenza, e che sono quello della igienizzazione spesso delle mani, quella dell'utilizzo della mascherina, soprattutto quando ci troviamo in ambienti all'interno oppure in ambienti insomma, dove ci sono più persone, quindi è facile che ci siano assembramenti, e quello effettivamente di evitare poi i luoghi o gli assembramenti insomma, che oggi di fatto non sarebbero previsti, ma ci possono essere occasioni insomma, dove ci si trova insomma, in mezzo a situazioni di questo tipo, quindi con la mascherina sicuramente abbiamo visto che è un mezzo di protezione molto importante. Una comunicazione che appunto la scienza poi a seconda degli studi
deve approfondire per arrivare, no, a delle tesi che possano essere suffragate, perché poi ognuno studia su un campione e poi si confronta. E il fatto che magari ci sia stata una comunicazione trasparente di tutti gli studi, creando magari anche posizioni contraddittorie, quanto ha complicato il vostro lavoro, cioè in nome di una trasparenza di comunicazione, parlo del mondo scientifico, poi gli amministratori però si trovano magari a dover adottare delle scelte amministrative che possono sembrare in contrasto? Ma sicuramente non ha giovato, perché se ricordiamo all'inizio, quando qualcuno bollinava come una semplice influenza, invece abbiamo visto che semplice influenza non era, insomma era qualcosa di molto più complicato e anche di molto più grave e impattante, insomma, e i numeri, 2100 morti che ci sono stati in Veneto, insomma, sono delle perdite importanti, ne sono la testimonianza, indipendentemente che la maggior parte fossero persone anziane con quadri clinici gravi o già compromessi, perché comunque le perdite, le morti sono sempre morti e quindi rimangono sempre una ferita molto importante, quindi sicuramente non hanno giovato anche nel far sì che le persone capissero l'importanza di avere determinati comportamenti, e quindi su questo bisogna dire, insomma, che c'è stata un po' di frenesia da questo punto di vista, anche perché forse abbiamo assistito in alcuni casi proprio a più virologi presenti in TV che altro. Le concediamo di bere un bicchiere d'acqua perché ci mancherebbe, anche perché effettivamente... Ecco. Senta, diciamo, la prova del 9, credo che sia l'apertura della scuola, il 14 settembre, però ancora non è chiaro come questa apertura debba avvenire, c'è anche la questione del trasporto pubblico, dove si dibatte in Veneto, tra l'altro c'è un'ordinanza che autorizza la capienza massima, quella prevista dall'immatricolazione dei veicoli sui mezzi pubblici, purché si abbia la mascherina, però effettivamente adesso magari l'afflusso sui mezzi pubblici è comunque ridotto a quando si apriranno le scuole. A che punto si è del ragionare tra governo e regioni? Ma sicuramente l'apertura delle scuole diventa un momento importante, forse diventa il vero banco di prova. Avete paura di questo? Un po' spaventati lo siamo, almeno io personalmente lo sono, perché chiaramente ci sarà accanto all'apertura, quindi a numeri importanti, anche quasi contestualmente, insomma, la stagione autunnale, influenzale, quindi sintomi respiratori e sintomi influenzali che sono simili, se non le stesse come sintomi, a quelli che possono essere i sintomi del Covid-19, per cui penso ci sarà anche un po' di angoscia, di paura, di psicosi, quindi sicuramente ci dovranno essere delle regole ben chiare rispetto anche alle tempistiche, a come individuare i soggetti, a come isolarli, alla cerchia poi dei contatti da fare diagnosi, tamponi e quant'altro, proprio per evitare, perché credo tutti siamo consapevoli che non c'è la possibilità di pensare che ci sia un altro lockdown. Questo non ce lo possiamo permettere da un punto di vista, penso, sociale, ma soprattutto economico. Ma nemmeno dei lockdown, leggevo appunto che sembra ci sia questa disposizione segreta di lockdown, piccole zone rosse come era stato per Vo, isolare i focolai. Allora, ma sicuramente questo è qualcosa che si potrebbe fare, insomma, parliamo al condizionale, tipo il nostro sistema di biosorveglianza prevede, insomma, degli alert a ogni singola azienda sanitaria, che quindi vede nella propria zona quali sono le situazioni e potrebbe quindi al condizionale, insomma, anche pensare di chiudere, di blindare, insomma, delle situazioni rispetto ad un'altra. Però vedremo l'evolversi del quadro epidemiologico, sperando e auspicando che non ci siano, proprio dico, per una tenuta complessiva sociale ed economica. Voi avete spesso, quando c'era da prendere delle decisioni, avete redatto delle linee, parlo di Regione Veneto, ma anche delle altre regioni, delle linee guida che in qualche modo poi sono state mutuate dal governo. Anche nel caso della scuola il Veneto ha delle proposte. Ricordiamo che la competenza della scuola è una competenza statale, ma le vostre indicazioni? Ma noi abbiamo lavorato, perché poi c'è stato questo gruppo di regioni, il Veneto è stato un po' il coordinatore di questo gruppo di regioni tramite le proprie prevenzioni, quindi
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Toscana, queste erano le 5 regioni coordinate dal Veneto. Abbiamo lavorato a tutte le linee guida, anche quelle famose iniziali dell'INAIL, ci ricordiamo, insomma, che avrebbero di fatto invece non aperto ma lasciato chiuso la maggior parte delle attività economiche. Anche sulla scuola, insomma, abbiamo lavorato e quindi avevamo previsto appunto il discorso del distanziamento di 1 metro massimo, 1 metro bocca a bocca, o comunque quello del 2 metri dalla cattedra, e quindi rispetto all'insegnante. Noi non avevamo detto che eravamo contrari alla mascherina in classe, ma la mascherina durante gli spostamenti, quando ci possono essere assembramenti di questo tipo. Però sulla scuola io credo che è stato fatto un po' di confusione, di pasticci, perché non ci sono chiarezza. Noi abbiamo molto più chiarezza tipo sulle linee guida per il 06, per quindi asili e scuole dell'infanzia. Che iniziano il 1° settembre, che tra iniziano l'altro. il 1° settembre, dove lì insomma siamo stati anche molto ligi come Veneto, e in accordo con gli enti gestori, nel senso noi abbiamo già previsto nelle nostre linee la misurazione obbligatoria della febbre, quando invece le linee del CTS non la prevedono. Questo perché riteniamo che alcuni comportamenti sono dei comportamenti di responsabilità ma anche di garanzia. I centri estivi dello 06, no, che sono stati attuati, per carità il centro estivo non ha una presenza come la scuola classica, ma che risultati l'applicazione di queste linee guida che cosa vi hanno indicato? Non so se sono verificati casi oppure tutto sommato non avete avuto situazioni? No, ci sono state delle situazioni che quindi hanno implicato poi un po' l'attività dei dipartimenti di prevenzione, quindi è stato individuato il soggetto, il bambino in questo caso, che è risultato con sintomi poi positivo. Sono stati chiusi, insomma, e abbiamo avuto delle chiusure complessive. Adesso invece con l'apertura dell'anno scolastico prevediamo delle chiusure molto più invece diciamo limitate alla classe e ad eventualmente se ci sono degli insegnanti che hanno avuto appunto dei rapporti, perché appunto delle figure professionali trasversali, quindi evitiamo che ci sia, non so, in caso di una scuola la chiusura della scuola. Ma è possibile, insomma, avete verificato sì, che non... è possibile farlo, e poi ci verranno molto incontro secondo me a noi, ma in generale i tamponi rapidi, il test rapidi, perché con il test rapido, quello appunto sempre un test nasofaringeo però con la fluorescenza, si permetterà insomma in 10 minuti, 15 minuti di avere il risultato e quindi di sapere già appunto in tempi reali se c'è una positività e poi attuare i vari percorsi. Questo permetterà effettivamente di essere molto più puntuali, di evitare chiusure o comunque isolamenti per giorni. Perché tante polemiche anche sugli strumenti diagnostici, e sto parlando di polemiche anche all'interno del Comitato Scientifico Regionale? Allora, noi abbiamo sempre detto, anche qui... Perché sono strumenti così labili e vanno affinati? No, allora, noi abbiamo sempre detto e lo ripetiamo, allora la diagnosi viene fatta solo col tampone nasofaringeo, quello che insomma deve essere processato tramite le microbiologie. 14 sono in Veneto, sono state potenziate noi da una capacità di 11.000 tamponi, siamo arrivati a una capacità di 20.000 oggi, ma arriviamo a una capacità di 30.000 insomma nell'autunno, quindi con un potenziamento di quelle che sono le attrezzature. Si è affiancato il test rapido, quello appunto legato alla ricerca degli anticorpi, il pungidito, che però quello abbiamo visto insomma è un test che poi è stato abbastanza abbandonato subito. Sì, perché richiede poi un successivo passaggio. Invece i nuovi test, questi test rapidi, che sono i test appunto che sono stati validati dallo Speranzani, quindi insomma c'è comunque una validazione nazionale, sono molto affidabili, perché il dottor Rigoli, che coordina le nostre microbiologie, le 14 microbiologia, li ha fatti in simultanea, ha fatto gli stessi soggetti, sia il tampone tradizionale sia appunto il tampone rapido, così ci capiamo rispetto agli altri test, e sono sovrapponibili, quindi insomma un'affidabilità molto molto alta. Ricordiamo però che in caso di test rapido positivo o comunque insomma che abbia qualche dubbio, viene fatto subito il tampone tradizionale per la conferma. Tornando sempre alla scuola, sono giorni in cui il personale scolastico deve sottoporsi al test, c'è questa situazione che solo, se non sbaglio, il 50% dei medici di base in Veneto ha aderito, dicendo che non è una loro competenza e
che non sono retribuiti per questo tipo di azione e quindi state facendo voi carico del 50% da testare. Che risultati si hanno? E poi si verificano anche molti casi di insegnanti o personale scolastico che non vuole sottoporsi al test, e c'è anche la questione di tanti insegnanti magari in situazioni di salute fragile che hanno paura di tornare a scuola. Questo a complicare il quadro già complicato delle riaperture delle scuole. Allora, intanto diciamo che questa è una campagna promossa dal Ministero della Salute e dal Ministero della Pubblica Istruzione. I test che noi facciamo sono test che sono stati acquistati dal commissario Arcuri e poi sono stati consegnati 95.000 per quanto riguarda appunto il Veneto, al Veneto, che sono stati distribuiti poi nelle singole aziende sanitarie, e sono i test sierologici pungidito. Il test è su base volontaria per gli insegnanti dai 0 fino alle superiori, sono escluse le università e quindi uno può decidere se farlo o non farlo, e serve appunto a livello di Ministero della Salute e dell'Istruzione per avere un quadro prima delle riaperture del 14 settembre. L'accordo nazionale prevedeva che questi test fossero fatti in supporto, in collaborazione con i medici di famiglia. Si era calcolato circa 20 assistiti, 20 quindi tra docenti e non docenti, ogni medico di famiglia, però anche qui insomma si è verificato che alcune sigle, la FIMG ha accettato, le altre sigle invece sindacali non hanno accettato. Noi comunque abbiamo subito cercato di mettere in piedi la macchina organizzativa, quindi con i dipartimenti di prevenzione, per fare i test in quelle situazioni in cui non c'è la copertura da parte dei medici di medicina generale. Questo però è anche un banco di prova, perché noi con l'autunno invece avremo la necessità di coinvolgere i medici e i pediatri di libera scelta, proprio perché se pensiamo a apertura scuole eccetera, quindi mi auguro insomma che le discussioni o quello che abbiamo visto appunto in questi giorni si riesca invece a prevedere una collaborazione molto più massiccia, molto più importante, molto più strutturale per l'autunno. Il personale scolastico secondo lei dovrebbe essere ritestato in maniera cadenzata come voi avete fatto con il personale sanitario, magari non ogni 30 giorni, ma magari ogni mese e mezzo, non lo so. Ma è difficile perché parliamo di numeri molto importanti, cioè parliamo di 100.000 circa, insomma, se mettiamo il personale scolastico, non scolastico, quindi cominciano a diventare numeri importanti che entrano con i numeri dei sanitari, con il numero delle persone fragili, diventa insomma una macchina organizzativa molto molto importante. No, io credo che però sia importante poi quel patto di responsabilità che ci deve essere con le famiglie, con i gestori e con gli insegnanti, ossia insomma, responsabilizzarsi rispetto a quelli che possono essere sintomi, la stessa febbre insomma al bambino, all'insegnante, insomma sappiamo che per il passato insomma a volte insomma, un po' di tachipirina e si mandava a scuola. Sì, per mille motivi insomma, sì, ma giustificabili, di gestione anche, esatto, infatti familiare. Si sta pensando anche a delle forme di congedi garantiti eccetera eccetera. Io credo che dovremmo molto insistere su questo, quindi sul patto di responsabilità reciproca tra tutti gli enti, tra tutte le persone. Dopo tutto quello che è successo, che è ancora in corso, parlo di questa emergenza sanitaria, l'organizzazione della sanità secondo lei va un po' rivista? Parlo in Veneto ma anche in Italia, cioè forse si era un po' semplificato, si pensava che si potesse tutto anche un po' affidare alla tecnologia, invece adesso faccio un esempio banale, magari qualche letto in più è bene tenerselo in reparto, perché i robot non possono poi sostituire. No, ma sicuramente va rivista, quindi a livello nazionale si deve tornare a parlare di DM70, quello che prevede i 3 posti letto ogni 1000 abitanti, che quindi ha comunque in Italia previsto una decurtazione. Pensiamo che in Germania sono 7 posti letto ogni 1000 abitanti, in Francia lo stesso 6 posti letto ogni 1000 abitanti, in Italia invece c'è il parametro 3 ogni 1000 abitanti. Dopodiché va rivisto tutta la parte con il territorio, medici di famiglia, adesso hanno introdotto i medici di famiglia, le USCA, gli infermieri di famiglia, insomma vanno coordinate queste figure, devono lavorare in sinergia per la cronicità, come nel caso del periodo dell'emergenza. Pensate anche alla medicina del territorio, il rapporto con i medici di base, oppure so. No, sicuramente va ripensato. Anche perché anche noi oggi stiamo vivendo un momento difficile. In Veneto ci sono 3.100 medici di famiglia, abbiamo 300
in 300 circa zone carenti, che sono le cosiddette zone dove non riusciamo a trovare un medico che vada a coprire quelle zone, ma non ci sono perché non ci sono medici. Qui non è il problema delle borse di studio, di specializzazione, perché noi abbiamo anche una buona graduatoria, ma in molti casi i medici decidono di non andare perché è poco appetibile, perché Quindi preferiscono territori. fare continuità assistenziale, preferiscono fare qualcos'altro, e quindi probabilmente va rivista proprio per non sguarnire il territorio, perché abbiamo visto che il tassello dell'integrazione territorio-ospedale diventa fondamentale ed è stato fondamentale. Siamo in chiusura, mai pentita di aver accettato questo referato che si è dimostrato particolarmente impegnativo? No, pentita no, perché poi sappiamo oneri e onori, no? Quando si accettano le cose, gli incarichi, oneri e onori. No, ma anche perché insomma credo di avere così insomma un po' rafforzato sicuramente le mie capacità e anche le mie insomma diciamo così insomma informazioni, e poi perché insomma poter dare un mio contributo modesto insomma, ma per quella che è appunto l'assistenza, la sicurezza, la salute dei cittadini, insomma, è qualcosa che mi fa piacere. Ci sono stati momenti in cui ha avuto veramente paura? Ci sono stati momenti in cui ho avuto paura, in cui non ho dormito, in cui il mio reflusso non mi ha fatto vivere, probabilmente anche lo stress. Perché avere la responsabilità comunque di 5 milioni di persone non è cosa da poco, credo. La tensione soprattutto è stato quando i famosi modelli matematici ci dicevano che non avremmo avuto posti letto sufficienti in terapia intensiva oppure in semi-intensiva per tutte le persone che potevano averne bisogno. Quello è stato un momento difficile che mi ha angosciato e preoccupato, come altrettanto difficile e preoccupante, insomma mi ha lasciato il segno, è stato quando il virus è entrato nelle case di riposo, nei centri per anziani, e lì è stato insomma un disastro in alcune strutture con dei numeri molto importanti, e quindi ha anche insomma un po' messo in evidenza la fragilità di un sistema che sicuramente per il futuro va rafforzato e potenziato. Lei ci sta dicendo che anche nel sistema dell'assistenza sociale, che è l'altra sua delega, delle politiche sociali e della gestione degli anziani, forse va ripensato un po' il meccanismo. Ma io, ricollegandomi alla domanda di prima, ho parlato solo a livello nazionale, ma credo che anche la programmazione regionale insomma, dovrà trarne conseguenze, dovrà sicuramente insomma, essere rivista in base a quello che è successo e in base al panorama che noi abbiamo da qua in avanti. Io ringrazio Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e alle politiche sociali della Regione Veneto, ringrazio voi per essere rimasti con noi questa mattina, torniamo lunedì mattina con Stati in Punto, grazie, arrivederci.